bicchiere, uno strumento che serve a evidenziare le caratteristiche specifiche di ogni vino. Quante volte li vediamo i nostri ragazzi nei locali roteare questi calici in maniera esasperata? Un gesto significativo, un gesto corretto, un gesto errato? È un gesto che ha un suo significato, perché roteare il vino nel bicchiere serve ad aumentare la superficie di contatto con l'aria e serve a sviluppare in maniera importante le molecole odorose che vanno poi analizzate attraverso il bevante. Bevante che è la parte superiore del bicchiere, diversa per ogni tipologia di bicchiere e diversa per ogni tipologia di vino. La pancia diversa per ogni tipologia di bicchiere e adatta per ogni tipologia di vino, quindi una pancia più larga per vini più strutturati, più importanti, corposi, magari rossi, una pancia più stretta, affusolata per vini più snelli, beverini, freschi, dove la necessità di svilupparsi a contatto con l'ossigeno è molto più ridotta. Altro fattore importante nel bicchiere è la distanza della superficie del vino dal bevante, quindi quello spazio nel quale le molecole si integrano con l'ossigeno e vanno a svilupparsi, ad aprirsi, a rendersi disponibile al nostro olfatto.